Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della salute con gli specialisti di ULSS 2 Marca Trevigiana. Parliamo quest'oggi della nuova area materno-infantile dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Ne parliamo insieme ai miei ospiti. Ho il piacere di avere in studio la dottoressa Paola Lago, direttore dell'unità operativa complessa di terapia intensiva neonatale al Cafoncello. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno. Do il benvenuto anche al dottor Enrico Busato, direttore dell'unità operativa complessa ginecologia e ostetricia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno e ben trovato anche a lei. Allora, lo scorso 11 gennaio ostetricia, ginecologia e terapia intensiva neonatale sono stati gli ultimi reparti di fatto ad aver lasciato i vecchi edifici dell'ospedale Cafoncello e sono stati trasferiti nella nuova cittadella della salute. Comincio da lei, dottoressa Lago, le chiedo quanto è stato significativo per voi un po' lasciare queste vecchie mura che immagino siano state anche cariche di ricordi belli, e che effetto ha fatto e che significato ha avuto per voi? Beh, è una struttura naturalmente molto all'avanguardia, che ti permette, come diremo nel proseguio, di sviluppare quei percorsi che nel tempo sono stati messi a punto in maniera molto più puntuale e più facilitata, diciamo. Si lascia nel vecchio i ricordi, tanti ricordi. Nel nostro reparto quando i bambini vengono dimessi, spesso soprattutto nei percorsi di cura prolungati, i genitori ci portano dei quadri con delle foto che rappresentano un po' il percorso, siamo pieni, e adesso c'era venuta l'idea di creare proprio un book, per esempio, con tutti questi ricordi per portarcelo nel nuovo, ecco. E questo insomma è un po' il significato di aver lasciato un bel ricordo al di là di tutto un po' a queste famiglie che poi tornano in qualche modo a ringraziarvi. Noi ce la mettiamo tutta e speriamo che l'esperienza magari drammatica di un bambino ricoverato in una terapia intensiva neonatale subito alla nascita diventi invece un evento con cui si riesce in qualche modo a convivere per il periodo che serve. Insomma, noi ce la mettiamo tutto, il personale, il mio personale e tutti coloro che collaborano sono molto, come dire, orientati nel benessere, diciamo, certo, pur nel limite della situazione, certo, naturalmente. Dottor Busato, ricordi ed emozioni vecchi che fanno spazio a nuove emozioni e ricordi, insomma, sempre nuovi e belli che sicuramente avrete modo di provare in questa nuova struttura. Sì, è stato un momento molto impegnativo anche dal punto di vista umano, perché noi abbiamo trasferito, oltre che l'ostetricia, la sala parto, anche la sala operatoria e la ginecologia, per cui 3 aree in sabato si sono trasferite in 3 luoghi diversi. Abbiamo lasciato momenti intensi che abbiamo passato insieme, momenti difficili che ci hanno anche unito, perché questi momenti sono momenti che uniscono tutto il personale, per cui non è stato facile chiudere a chiave la porta dopo che tutti quanti se n'erano andati. Ho visto lacrime che sono state versate dalle persone, soprattutto più vecchie, ecco, che hanno passato anni della loro vita lì dentro. Che quindi hanno anche una memoria storica. Esatto, esatto. Abbiamo così ricordato eventi, però devo dire che siamo andati in un posto, per quanto riguarda l'ostetricia, molto migliore, un posto più grande. Siamo passati da 1700 metri quadri di solo ostetricia che avevamo nel vecchio a 3200 metri quadri in quello nuovo. La ginecologia è quello che un po' adesso manca, una fase che con la direzione stiamo cercando di rinnovare, anzi costituire ex novo, che sarebbe il blocco rosa, dove vorremmo fare un'area di week day surgery per la donna unitamente alle altre strutture della breast e della chirurgia plastica. Che cosa abbiamo trovato nel reparto? Di sicuro gli spazi molto belli, non solo per noi ma anche e soprattutto per le donne, perché le stanze, abbiamo lasciato stanze dove dovevamo inserire 5 donne anche all'interno della stessa stanza,
con i bambini poi e anche magari con i familiari diventava un ambiente difficile, gestione anche di una privacy dove era difficile mantenere. E siamo passati a stanze con 2 o 1 posto letto, con una culla apposita dove si può mettere il bambino, che vedremo dopo, magari il bambino la donna se lo tiene lì a fianco anche mentre dorme, una culla che fa sì che il bambino non possa cadere e non si muova e rimanga proprio attaccato alla mamma. E a 10 sale parto, anche dove possiamo veramente lasciare lì la donna con la persona che ha designato, solitamente il compagno o il marito, all'interno dall'inizio del travaglio fino alla fine. Come finora insomma non accadeva molto spesso, proprio perché c'era da dare priorità esatto. a chi insomma era, diciamo così, addirittura d'arrivo. Posso chiedervi quanti anni avete passato nella vecchia struttura del Cafoncello? Paolo, se vuoi intanto dare tu. Allora, io sono la più giovane di attività, nel senso che il mio trascorso professionale è stato a Padova fino al 2017. Dall'inizio del 2018 sono qui a Treviso, quindi diciamo questi anni insomma, però credo sia un lasso di tempo più di un lustro in cui insomma si sono vissuti ugualmente certo. delle storie di vita importanti. E anche delicate. Lei, sì, dottore? Io ho passato 28 anni, ecco, lì, da prima quando ero un po' più piccolo, quindi quando frequentavo, anzi se metto gli anni anche di frequenza, sono 30 anni ecco, che sono lì nella struttura, a parte il periodo in cui sono stato via, però ho tanti ricordi, quindi ho visto tante persone passare, tante persone che sono anche andate in pensione, per cui sì, quelle mura sono cariche, ecco, è vero che non sono le mura dopo che costituiscono no, un reparto, ma sono le persone che ci lavorano dentro, perché io lo dico sempre, le mura sono dei contenitori, ma siamo noi che li riempiamo e è il nostro entusiasmo, il nostro modo di lavorare che dà lustro e anche fa sì che le persone si trovano bene all'interno. Adesso vi state ricalibrando insieme ai vostri team in questa struttura più spaziosa, più ampia, quindi insomma sarà un lavoro di acclimatamento, sicuro. Io credo, un po' per tutto lo staff. Per i prossimi mesi sicuro. Sì, devo prendere un po' le distanze, esatto. no? le dimensioni sono diverse per tutti e quindi insomma ci si adatterà, ma favorevolmente naturalmente, perché il luogo è assolutamente eccezionale dal mio punto di vista, insomma io ho una certa esperienza, ho visitato molte terapie intensive certo. Dell'Italia e anche estere e credo che insomma il modello che siamo riusciti a realizzare qua è il modello che ti permette di affrontare le problematiche di tutti i giorni nel miglior dei modi. Ecco, e poi insomma descriveremo anche nel dettaglio la nuova terapia intensiva neonatale, di che cosa si occupa e insomma che cosa ha di nuovo insomma in questa nuova struttura. Parliamo ovviamente di area materno-infantile dell'ospedale Cafoncello di Treviso, ma sappiamo quanto il calo delle nascite sia diffuso in tutta Italia, in tutta Europa, insomma potremmo dire così. Quali sono invece i dati? Lei ci ha portato anche qualche slide, cominciamo con questa che ci parla proprio della diminuzione del numero delle nascite e che in realtà la previsione di calo prevista per il 2030 forse l'abbiamo già raggiunta, purtroppo? Sì, questa era una slide che avevo portato per far vedere come c'è stato un progressivo declino della natalità a partire dal 2008 in poi. Questa era stata fatta nel 2016 dove c'è quella linea 2018 anzi, dove c'è quella linea, lì si evidenzia ecco, che il calcolo fatto successivamente era stato fatto in base ai dati che si avevano e alla progressione della diminuzione delle nascite. Si era visto che verosimilmente si raggiungevano il numero di 384.000 nel 2030, come vediamo, ma in realtà i dati del 2023 in Italia ne sono nati meno, addirittura sono 379.890 ecco, circa.
quindi siamo andati sotto molto prima di quelle che erano state le previsioni. E nel Veneto poi abbiamo avuto un'ulteriore riduzione che se vediamo magari la successiva. La prossima slide, quindi siamo sostanzialmente in anticipo su quello che sono i tempi di questa previsione, in anticipo negativamente naturalmente. Purtroppo sì, perché noi sappiamo ecco, che c'è, per avere un ricambio generazionale, ogni donna dovrebbe avere, i conti ecco, sono poco più di 2 figli, 2,1 ecco, sarebbe il dato, e come vedremo ecco, siamo ben al di sotto. Ben al di sotto. Quindi vediamo anche qui, no, cosa è successo nel Veneto a partire, questi sono dati recenti che partono dal 2019 fino al 2022, vedete come c'è stato un calo veramente importante dal 2019 dove avevamo 36.500 circa nati e siamo passati al 2022 che si arriva a 31.000 e abbiamo i dati ecco, anche del 2023, anche se non sono ufficiali ed è per quello che ho lasciato il 2022, però sono stati nati del 2023 30.400, quindi c'è stata un'importante diminuzione anche qui da noi. Certo, nella prossima slide invece vediamo un po' quello che dicevamo poco fa e quindi quanto il numero di figli per donna in Italia e in Germania, questo è il raffronto che viene fatto. Cosa vediamo in questo grafico? Sì, questo ho messo l'Italia con la Germania perché la Germania è stato lo Stato dove ci sono state delle politiche molto a favore delle famiglie e infatti vediamo che dal 2010 al 2017 progressivamente c'è stato un aumento del tasso di natalità. Questi sono i numeri di figli per donna. Vedete come dal 2012, dal 2013, dove le politiche lì hanno incrementato di molto il welfare, gli aiuti alle famiglie, ecco che siamo saliti in Germania fino a quasi 1,6. In Italia invece c'è stata una continua riduzione anche del numero medio di figli per donna, fino ad arrivare negli anni 2017 ad 1,34. Ma se noi andiamo a vedere poi che cosa è successo dopo, vediamo che anche in Germania c'è stata una riduzione del numero di figli, perché vedete che dal 2020 si è progressivamente avuto una riduzione ecco, dell'indice di fertilità, quindi del numero di donne che hanno figli, molto meno rispetto che in Italia, perché vedete in Italia siamo arrivati ad 1,2. Sappiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che nel momento in cui si arriva ad 1,4 o si va giù è un tasso irreversibile perché è difficile poi risalire e come dicevo prima il ricambio generazionale avviene quando questo indice, quindi quando in base al numero di figli che la donna ha è calcolato a 2,1, quindi qui sarà difficile arrivare ad aumentare questo anche se i governi adesso dedicasse una politica proprio maggiore per le famiglie perché bisogna salire e non è facile. Credo comunque che ci sia anche un cambio generazionale, sappiamo ecco, che la prima gravidanza insorge sempre più tardivamente rispetto ad un tempo, quindi l'età media è intorno oltre i 32 anni, 32 e mezzo, 32 33, quindi anche la ricerca futura di un'altra gravidanza va verso un periodo dove fisiologicamente c'è una riduzione della fertilità, per cui insorgono altre problematiche anche del lavoro che si trova sempre più tardi, lo studio che ti porta a portare avanti questi aspetti e conseguentemente io credo che bisognerà che ci si dia da fare già
presto, ecco, anche che da un punto di vista politico, ecco, si prenda quanto prima in carico questo aspetto, perché sappiamo che è un aspetto che non è solo della nascita in sé, ma è tutta la parte successiva anche del sociale, che è estremamente importante. Servirebbero, chiaro, delle politiche che insomma aiutino maggiormente le famiglie, anche prima che diventino famiglie, perché una politica adeguata aiuta insomma a decidere poi di diventare una famiglia, no? Sì, questa è la cosa più importante, perché quando due persone decidono magari di avere un figlio, lo fanno anche valutando quello che è tutto l'aspetto, magari hanno appena trovato casa, hanno un mutuo, hanno una serie di aspetti che fanno procrastinare la ricerca della gravidanza. Prima, ecco, della gravidanza in sé, avere un aiuto e una politica attenta, questo potrebbe portare sicuramente ad un beneficio, aumentando la fertilità. Alla luce di tutti questi dati che lei ci ha elencato, raffrontando appunto l'Italia anche con la Germania, le chiedo invece a Treviso come siamo messi, cioè nel 2023 quanti bimbi sono nati, come stiamo messi da questo punto di vista? Allora, noi siamo fortunati da una parte, perché abbiamo avuto, ecco, non abbiamo sentito il calo delle nascite come magari in altri ospedali. Noi siamo arrivati, ecco, poco meno di 2300 parti, e abbiamo avuto un po' di parti in più rispetto all'anno precedente. Ma ciò non è giustificato dal fatto che c'è stato un aumento della natalità, è giustificato dal fatto che abbiamo anche una patologia neonatale, no? Dove questo fa sì che le donne in epoche premature, dove ci siano delle problematiche, scelgano Treviso come punto anche per la nascita, e perché poi vengono presi in carico, ecco, dal team della dottoressa Lago. E soprattutto, ecco, abbiamo anche una diagnosi prenatale che è molto attenta, anche perché abbiamo personale che è dedicato, che fa questo, e questo aspetto attrae, e viene anche, sono altri ospedali che inviano per avere un secondo parere, e poi la donna prosegue l'iter, una volta che magari c'è stata riscontrata una patologia, prosegue l'iter, ecco, nel nostro ospedale anche il parto, il bambino poi successivamente preso in carico dalla patologia neonatale rimane all'interno dell'ospedale. Proprio per l'eccellenza che esprime insomma, in questo la diagnosi prenatale nell'ospedale di Treviso, no? Sì, la cosa che secondo me ci contraddistingue magari anche rispetto a tanti altri punti, nascita, ospedali, è che abbiamo un team che lavora sempre insieme, quindi multidisciplinare come lo chiamiamo, sia per quanto riguarda la diagnosi. Appena abbiamo una diagnosi c'è subito il coinvolgimento dei colleghi della patologia neonatale, se c'è necessità poi di un intervento chirurgico interviene anche la dottoressa Midio, ecco, della chirurgia pediatrica, o altri figure che interverranno nel processo di cura del neonato. L'importante, ecco, anche abbiamo, quando è necessario, anche donne che purtroppo hanno una diagnosi anche oncologica durante la gravidanza. Anche questo siamo un po' un punto di riferimento, perché riusciamo, ecco, insieme, lavorando, anche a far sì che la donna arrivi un'epoca adeguata affinché, una volta nato il bambino, ecco, possa avere, ecco, tutte le prerogative per sopravvivere, e nel frattempo anche fare un'adeguata terapia oncologica. Quindi il lavoro fatto insieme, secondo me, è fondamentale, ed è quello che ci contraddistingue, perché non lavoriamo a settori, no? Ma tutti quanti sono coinvolti in un processo decisionale. Certo. Dottoressa Lago, le chiedo il nido, no? Come l'abbiamo sempre conosciuto e visto, e insomma chi ha avuto la fortuna anche di frequentarlo all'interno dell'ospedale di Treviso, è un po' il centro delle attività assistenziali del neonato. È ancora così? Sarà ancora così? Che cosa rappresenta questo luogo?
Allora, il nido è un luogo dove appunto vengono in genere eseguite le attività assistenziali, quindi la prima visita del neonato subito dopo la nascita, le profilassi che vengono indicate quando il bambino nasce, e vengono poi fatti in seconda o terza giornata gli screening metabolici, insomma tutte quelle attività. Adesso veniva fatta anche la famosa profilassi per il VRS, che sappiamo è una nuova introduzione di quest'anno della campagna da parte regionale, con un anticorpo monoclonale che consente di proteggere i neonatini e i lattanti dalle bronchioliti da VRS. Infatti fino ad ora, siamo a metà gennaio e oltre, non abbiamo avuto ricoveri in terapia intensiva. Pediatria sì, qualcuno c'è stato, ma in terapia intensiva, quindi gravità tale da richiedere ricovero in terapia intensiva non ci sono stati. Fortunatamente no. Quindi è stata una campagna al momento efficace. Ecco. Quindi tutte queste attività venivano fatte al nido. Adesso, grazie alla nuova struttura, grazie al fatto che esistono queste stanze da 1 o 2 posti letto, tutte le attività possibili sono, diciamo, declinate in queste aree di degenza. Quindi il nido diventa solo un appoggio quando sostanzialmente il bambino, per esempio, deve fare della fototerapia, che può essere fastidioso farla nella stanza della mamma, perché la luce viola intensa può in qualche modo disturbare, piuttosto che appunto attività di monitoraggio. Magari il bambino è freddo, allora lo si porta un attimo al nido, lo si riscalda, ma sono attività che devono essere il più possibile limitate, proprio per diciamo, creare dare subito un ruolo ai genitori, no? Che si prendono cura del neonato fin dai primi minuti di vita. Ecco perché il neonato può stare in stanza con la mamma e il papà 24 ore su 24. Può ed è caldamente suggerito, anche perché appunto, come diceva il dottor Busato, i letti delle mamme sono dotati di questa culla vicino che si chiama Next to Me, che consente la sicurezza nel sonno del neonato e nello stesso tempo di rimanere molto vicino. Ecco che insomma tutte le attività dal postpartum e quindi dallo skin to skin che si fa in sala parto per le 2 ore dopo la nascita, con poi il trasferimento diretto nelle sale di degenza delle mamme, il tutto è fatto per creare maggiormente il bonding materno, cioè il legame tra mamma, bambino e papà, se c'è, o compagno, insomma, e nello stesso tempo facilita l'avvio dell'allattamento al seno, che sappiamo essere l'alimento privilegiato per tutti i nostri neonati, sia sani che patologici. Quindi questo consente anche di evitare spostamenti, no? Tra un luogo e un altro del reparto. Quindi non avremo più appunto le mamme con le loro carrozzine, con le loro cullette che arrivano per fare la visita, questo quello, ma è il neonatologo che va nelle sale di degenza, visita il bambino, fa gli screening e fa tutte le attività che si devono fare, insomma. E il personale del nido collabora anche con le ostetriche per appunto supportare l'allattamento, e tutto nelle stanze. Questo insomma accresce quello che deve essere il legame tra il neonato e la madre, ma insomma in quest'ottica un po' i genitori diventano da subito i protagonisti, diciamo così, e partecipi del percorso di vita del proprio neonato. E certo, perché rimanendo il più a contatto possibile con del personale di supporto, che è il personale del reparto, che ti dà una mano nelle difficoltà, riesci a risolverle più rapidamente, quindi eviti alla fine quando sei a casa, dopo i 3 giorni uno va in panico, mentre nelle situazioni in cui hai conosciuto il neonato per i 3 giorni ti senti un po' più sicuro, secondo me. Ecco. Accade, no, questo, che vi chiedano qualche consiglio anche una volta tornati a casa, proprio perché appunto ci si trova un po' spaesati. Noi abbiamo un ambulatorio del post ricovero, chiamiamolo così, in cui appunto vediamo tutte le mamme e i neonati che hanno delle difficoltà sia nell'allattamento che nel recupero del peso postnatale, che problemi per esempio di ittero un po' protratto, eccetera, qualsiasi tipo di problematica inerente ai primi giorni di vita, e ritornano la maggior parte dei nostri bambini.
a fare un controllo o due, insomma, finché non hanno il contatto col pediatra nel territorio, ecco. Certo. Quindi diventa anche un po' un punto di riferimento non solo nei 3 giorni, ma anche poi proprio per l'attività di supporto che dà il personale, insomma. Continuo con lei prima di parlare, insomma, delle nuove sale parto, insomma, che sono state collocate nella nuova area materno-infantile della Cittadella della Salute, perché facendo un passo, insomma, indietro, quando nell'area parto è invece richiesto l'intervento del neonatologo, no? Allora, l'intervento in genere la maggior parte dei parti sono fisiologici a termine. È richiesta la presenza del neonatologo in tutti i casi in cui l'ostetrica o chi è presente al parto si rende conto che il momento di transizione dalla vita intrauterina alla vita extrauterina ha qualche difficoltà di ordine respiratorio piuttosto che di altro tipo, oppure quando il bambino nasce prematuro o con una diagnosi prenatale nota, tipo malformazioni, ernia diaframmatica per esempio, che è una patologia rara, eccetera. Allora nel qual caso diciamo, è necessario anche un'equipe a volte nei casi più previsti, più seri, di neonatologi che assistono il neonato fin dal primo minuto di vita. Diciamo che circa un 10% delle nascite richiede la presenza del neonatologo. Ecco, le stavo per chiedere proprio sì, quanto spesso accade un 10%. Questo. Poi noi andiamo ovviamente a tutti i parti cesarei, anche quelli programmati, perché riteniamo una condizione di sicurezza, dato che il bambino che nasce da cesareo, non solo in urgenza ma anche elettivo, può avere delle problematiche di allattamento, quindi si richiede che il neonatologo sia presente. E comunque tutte le volte che il personale richiede la nostra presenza, adesso siamo proprio door to door, come si suol dire, cioè siamo porta con porta. Vicini. E quindi tutto è facilitato dalla nuova struttura, a maggior ragione ci facilita il lavoro perché siamo subito in sala parto dal reparto nostro. C'è un'area apposita in cui vengono gestite queste situazioni, dottoressa? Sì, allora ci sono delle sale parto che ospitano direttamente l'isola neonatale, che è questa, diciamo, questo dispositivo che raccoglie, diciamo, in poco spazio tutto quello che è necessario, quindi riscaldamento del bambino, il lettino dove appoggiarlo, il monitoraggio che mettiamo subito naturalmente perché noi dobbiamo sapere i parametri vitali per capire poi gli step e diciamo, gli strumenti per assisterlo dal punto di vista respiratorio, quindi i vari device, il TPIS che si chiama in termine tecnico, che è una specie di mascherina di cui noi moduliamo le pressioni che diamo al neonato per aprire il polmone, ecco. E quindi queste isole neonatali cosiddette sono nelle sale parto e anche in un'area centrale per quelle sale parto che non lo ospitano e quindi insomma c'è un'assistenza. Ovviamente nelle sale cesareo ci sono le disposizioni e sono già state fatte la disposizione per i parti gemellari, per esempio. Ecco. Quindi abbiamo 2 culle, naturalmente, perché non possiamo mettere i gemelli in una sola culla perché il monitoraggio è unico e quindi abbiamo già predisposto anche questo. Quindi... Beh, insomma sono dotate di tutta la strumentazione necessaria per l'assistenza. Allora noi abbiamo una brevissima pausa di pubblicità, davvero un paio di minuti, ci fermiamo e poi ritorniamo ancora in diretta. Rimanete con noi, a tra poco. Ben ritrovati in studio ancora nuovamente in diretta insieme agli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana per parlare della nuova area materno-infantile del Caffoncello, perché come abbiamo raccontato lo scorso 11 gennaio ostetricia, ginecologia e terapia intensiva neonatale sono stati trasferiti dal vecchio ospedale Caffoncello alla nuova Cittadella della Salute. Allora riparto da lei, dottor Busato, e con l'aiuto della regia vediamo anche le immagini che ieri la collega Nicoletta Rizzetto ha realizzato proprio in questa nuova struttura, proprio perché c'è stata un'implementazione delle sale parto che insomma sono più numerose ma anche più tecnologiche all'avanguardia. Ce le aiuta a raccontare e a capire? Sì, diciamo che magari per qualcuno pensare di utilizzare 10 sale parto in un momento in cui abbiamo appena parlato, no, di denatalità, anche se abbiamo precisato che Treviso non è a risentito di questo, è in controtendenza, potrebbe essere un aspetto
magari di dire ma sono troppe. In realtà io credo che queste sale parto, che ecco, vediamo, no, anche in queste immagini, siano tali da permettere che dal momento in cui la donna inizia il suo travaglio può rimanere all'interno di questa sala parto fino all'espletamento del parto e anche, sappiamo, alle 2 ore successive, che rimane lì nella sala con il bambino che rimane attaccato, no, a lei, appoggiato nella parte, ecco, vicino al seno, e assieme anche alla persona di fiducia, il suo compagno. Come vedete, ogni sala parto è dotata di luci per la cosiddetta cromoterapia, che sono importanti perché permettono anche di affrontare meglio il travaglio stesso. Poi ci sono delle immagini che su tutte le pareti delle varie sale parto, che anche queste mettono a proprio agio, sono immagini che abbiamo preso dalla nostra provincia, e queste, ecco, permettono anche di sentirsi quasi in un ambiente di casa. E in effetti sono arredate come quasi una stanza di degenza le sale parto, perché c'è il letto, ma ricordiamoci che qui, e l'ostetrica qui ha un ruolo essenziale, molto importante, perché il seguire con una donna in tutta la fase del travaglio per far sì, ecco, anche che vada nel migliore dei modi possibili, sappiamo che anche questo infonderà nella coppia stessa, se ha vissuto un bellissimo travaglio e anche un parto, un buon parto, avrà più possibilità poi di ricercare un'ulteriore gravidanza, se rapportiamo invece al fatto di aver vissuto male magari un primo travaglio. Questa invece è la terapia intensiva neonatale, quindi il suo reparto, dottoressa. Sì, esatto, queste sono le stanze che, come abbiamo detto, non sono più open space, ma sono dei box a 2 posti letto, con alloggiata anche la sedia relax per la mamma, e quindi ci consentono veramente di realizzare i nostri percorsi di coinvolgimento dei genitori anche qua nella fase della nascita. Qui è la parte, diciamo, del relax dei genitori, come vedete è un'ampia sala in cui i genitori si prendono una pausa, e quindi insomma pensiamo che l'ambiente sia assolutamente un ambiente idoneo per realizzare tutti i nostri progetti, i nostri percorsi di coinvolgimento dei genitori. Insomma. Dottor Busato, poco fa abbiamo visto anche la sala, le stanze con la vasca per il parto in acqua, no? Avevo visto adesso che era stata inquadrata anche la sala dei cesari, la sala parto, l'ingresso per i genitori, perché anche lì abbiamo creato un percorso. Diciamo il passaggio nella cittadella ci ha permesso, ecco, di mettere ancora più al centro mamma, bambino e il compagno, perché con queste strutture possiamo davvero costruire un percorso dove la donna, o meglio la coppia, è al centro di questo percorso. Anche per quanto riguarda i tagli cesari, noi abbiamo un percorso dove il papà facciamo entrare, ecco, quando non ci siano particolari problematiche, ma facciamo entrare anche il papà che partecipi alla nascita del proprio bambino come fosse un travaglio, perché abbiamo detto non può, se fa il cesareo, vedere che nasce il bambino, il proprio bambino. E quindi abbiamo costituito, ecco, quello è l'ingresso per le sale cesarei, abbiamo costituito un percorso che lo chiamiamo taglio cesareo dolce. Che cosa significa? È un cesareo in cui partecipa il papà all'interno, la mamma lo vive, ecco, quasi come fosse un parto, perché la mamma è sveglia, perché è in un'anestesia, ecco, non generale ma una spinale, e quindi riesce, abbiamo fatto fare un telo apposito dove nel momento in cui il bambino esce dalla breccia dell'utero che noi abbiamo inciso, si tira su questo telo e la mamma e il papà possono vedere il bambino, no, che viene al mondo, anche se non per la via classica, però attraverso la parte chirurgica. Ma anche questo permette di far sì che non ci sia un distacco così netto da chi fa il taglio cesareo e da chi invece fa un parto spontaneo.
Per quanto invece riguarda le sale con la vasca, qui ne abbiamo 2. Sono sale che alle volte nel vecchio reparto le donne che lo chiedevano, se era già impegnata, non poteva essere utilizzata, e quindi averne anche 2 ci permetterà di far sì che chi desidera avere questo tipo di travaglio o di parto, perché sappiamo che il parto e il travaglio in acqua permette un rilassamento maggiore della parte muscolare, permette di attenuare maggiormente il dolore e dà, ecco, una sensazione per chi la prova molto bella e piacevole di questo aspetto. Anche in questo caso averne 2 ci permette di aumentare e far fronte alla richiesta, ecco, delle donne, perché una cinquantina, ecco, circa ne hanno partorito l'anno scorso nel vecchio edificio, ma in questo caso, ecco, credo che questo ci permetterà di avere anche un maggior numero. E per quanto invece riguarda tutte le altre sale parto, sono pressoché simili, hanno tutte queste strutture. In alto abbiamo costituito una parte, ecco, che viene illuminata, che è questo cerchio, ecco, che si vede in alto e che viene illuminato e che ha gli stessi colori della foto che è posta di fronte, ecco, che è stata abbellita, ecco, che abbellisce la parete, e anche le luci stesse, quelle che si chiamano la cromoterapia, ecco, possono essere scelte in base alle situazioni. Qui abbiamo tutte immagini della nostra provincia. Io credo, ecco, che speriamo, ecco, che questo possa essere gradito, ma soprattutto che possa permettere di affrontare nel miglior dei modi questo momento, che deve essere il momento più bello, ecco, di una coppia, di una donna, ecco, che dà al mondo alla luce un proprio figlio. E sappiamo che il ruolo dell'ostetrica è fondamentale, ma parte già da molto prima, no? Certo. del parto stesso. Sì, adesso oltretutto in questo passaggio l'ostetrica si prende carico proprio la donna dall'inizio della gravidanza, quindi da quando c'è il test positivo fino alla fine, fino al parto, e anche le 2 ore successive, e poi anche nel reparto, perché come la dottoressa Lago ci ha detto, ecco, c'è una collaborazione anche con le infermiere del nido per seguire le donne nella fase di allattamento, ma anche per tutte le problematiche o le difficoltà che possono avere una volta che hanno partorito. E conseguentemente il ruolo dell'ostetrica non è solo fondamentale nel momento del parto, ma diventa fondamentale nella presa in carico della donna dall'inizio fino alla fine. Oltretutto le ostetriche hanno fatto anche diversi corsi per le varie, quelle che chiamiamo le posizioni libere, cioè la donna non viene più come un tempo messa nel lettino, lasciata lì e che partorisca, ecco, da distesa, perché abbiamo visto che questa è una posizione innaturale ed è quella che crea poi più distocie, ecco, anche nella nascita, cioè più malposizionamenti, no, della testa fetale. Lasciare posizioni libere, effettuare anche delle manovre da posizioni libere, certe posizioni che facilitano riescono meglio a indirizzare nel canale da parto la testina del bambino, ci sono tutte formate anche in questo, quindi abbiamo anche questa opportunità per facilitare la nascita del bambino. E, dottoressa Lago, ci sono, insomma, delle zone, ci sono delle sale parto che sono dedicate proprio a quei percorsi per quei bambini che hanno avuto una diagnosi prenatale o che hanno, noi un'aspettativa di vita limitata? Sicuramente questo percorso l'avevamo già messo a punto da qualche anno e cercavamo in qualche modo comunque di realizzarlo. La nuova struttura ce ne dà l'opportunità, grazie a collaborazione con i colleghi ostetrici, è stata dedicata una sala parto proprio per percorso che noi chiamiamo il perinatal hospice, cioè è dedicato a tutte quelle situazioni in cui c'è una diagnosi prenatale di malattia congenita ad aspettativa di vita limitata, che significa, che ne so, malformazioni cerebrali tipo l'anencefalia, piuttosto che malformazioni di altro tipo, oppure prematurità estreme. Noi sappiamo che il limite, diciamo, della sopravvivenza del feto è attualmente testato sui 22-23 settimane. 22 in alcune
popolazioni tipo i giapponesi sono geneticamente più predisposti alla sopravvivenza. In Europa diciamo che è intorno alla 23ª settimana, quindi diciamo hanno un'alta mortalità, quindi ecco che anche questi percorsi vengono seguiti in quest'area e soprattutto il counseling prenatale che noi in cui siamo coinvolti, ci permette poi appunto di creare proprio un piano di cura con i genitori rispettoso dei loro voleri, dei loro credi. C'è chi dice fate tutto il possibile, c'è chi dice comfort care, che è appunto un percorso che abbiamo sviluppato proprio in collaborazione con loro. Ecco. Quindi il primo momento in sala parto è possibile che un bambino non sopravviva le prime 2 o 3 ore di vita e quindi il percorso si risolve lì nella sua privacy con i suoi genitori e con la comfort care, che è appunto un tipo di care che serve diciamo a togliere il dolore, a togliere lo stress, quindi insomma abbiamo dei percorsi e dei protocolli ben definiti da parte e che conosciuti da tutto il personale. Se invece il bambino, il neonato supera le prime ore di vita, abbiamo in team delle aree dedicate che chiamiamo family room, in cui replichiamo nel tempo lo stesso schema, lo stesso percorso. Ecco. Quindi diciamo che è un percorso di cui andiamo molto fieri, perché noi neonatologi nel tempo abbiamo sempre lottato per la vita dei nostri neonati, la vita a tutti i costi, però poi a un certo punto ci siamo resi conto che non è questa la prospettiva, perché ci sono delle situazioni che non sopravvivono e quindi dobbiamo anche, per fortuna una minoranza dei casi, però dobbiamo essere in grado di supportare queste famiglie proprio nel senso della loro serenità pur nel dramma, no? E quindi ci siamo resi conto che questi percorsi, pur essendo molto di nicchia, devono essere assolutamente parte del nostro patrimonio assistenziale, ecco. E quindi siamo molto felici di avere nel tempo affinato queste nostre capacità e di tutto il team e adesso avere anche la struttura che ci permette esattamente di farlo. Nella nuova struttura c'è la possibilità di declinare tutti i percorsi, anche più insomma, delicati, più difficili, certo, insomma, rispettando la privacy e anche il tipo di assistenza che si vuole dare al bambino. Certo, la situazione è spesso triste, mesta, e quindi mettere a contatto con chi sta bene o con chi ha un percorso di cura che si risolve crea un attimo un qualcosa che viene vissuto male, no? Quindi rispettare c'è un'area appunto, abbiamo 2 family room ampie che stiamo allestendo anche con tutto quello che può essere utile per ospitare appunto tutta la famiglia in queste situazioni. E questo è fondamentale. Sì. Dottor Busato, poco fa parlavamo della diagnosi prenatale, di quanto insomma sia fondamentale e attiri anche insomma da fuori provincia le neomamme. Dobbiamo però anche ricordare, perché quel che riguarda le gravidanze patologiche, Treviso è l'unico centro in Veneto insomma, che ha un percorso dedicato proprio a questo, e questo lo rende davvero un'eccellenza. Sì, questa è una cosa importante, perché il percorso che abbiamo fatto insieme alla dottoressa Lago e come collaboratori, tutti quelli che hanno partecipato, è stato un percorso in cui ci avevamo creduto tutti, ecco, perché era giusto, ecco, pensare che una donna che sta vivendo questo momento e che decide di non interrompere la gravidanza, di portarla avanti, sono queste gravidanze che poi è facile lasciarle, che si trovano da sole a gestire anche questi aspetti. In questo percorso abbiamo anche fatto, l'USA ha fatto delle convenzioni con alcune strutture, tra cui nella parte nostra, la Quercia Millenaria, che offre un contributo, ma di tipo un supporto psicologico ma anche economico per quelle famiglie che hanno una necessità. Ma la cosa importante è di non far sentire soli queste persone e di dargli il supporto che è necessario. Quindi questo è un percorso che è stato creato appositamente, che arriva fino al momento dell'espletamento del parto, che sia con modalità spontanea o tramite taglio cesareo, ma anche successivamente, come ha detto appena la dottoressa Rago, è un continuo di vivere
e stare vicini a queste famiglie anche da parte nostra. E per quanto riguarda l'aspetto anche importante, perché noi come reparto abbiamo anche la fortuna di avere un anestesista dedicato H24 che è presente in sala parto e che ci offre tutte le opportunità per garantire in primis anche la peridurale, quindi la parto-analgesia a tutte le donne che lo richiedono. Viene fatto sempre all'interno del nuovo edificio un ambulatorio dedicato come parto-analgesia in cui vengono spiegate anche quelle che sono le modalità, cosa serve e altro, e poi viene garantita, ma questa figura che è lì presente ci permette anche di affrontare tutte quelle situazioni che rendono necessaria la presenza di un anestesista anche per lenire la sintomatologia dolorosa, per affrontare un taglio cesareo di emergenza e essendo il nostro anche un centro dove, come lei diceva, seguiamo anche tutte le altre gravidanze a rischio elevato, che queste ci vengono inviate da altre strutture degli ospedali vicini, sia dell'OS2 che da altre sedi. Questo porta ad avere anche un numero di cesarei che è un po' superiore a quello che è un ospedale più piccolo che segue più le gravidanze fisiologiche. Alle volte dobbiamo affrontare tagli cesarei che questa struttura ti permette di eseguire dal momento in cui decidi di fare il taglio cesareo in meno di 4 minuti. Ecco, si riesce, avendo lì l'anestesista, le sale adesso parto sono vicine alle sale cesareo. La neonatologia è proprio porta con porta, quindi si lavora veramente ancora di più in questo team multidisciplinare e l'anestesista che è lì sa già anche quando ci sono delle situazioni di rischio, quindi già la sala operatoria per esempio è già pronta e questo ci permette, ecco, di garantire quella famosa sicurezza che magari in ospedali più piccoli è più difficile mantenere, perché non sappiamo, no, che quel famoso numero che era stato stabilito, ecco, dal Ministero come 500 parti annui per garantire la sicurezza ha un suo valore in alcune strutture, perché è più difficile magari avere tempi così rapidi di affrontare un'emergenza. Per intervenire. E poi fondamentale, insomma, l'abbiamo anche ricordato, il sostegno delle associazioni di volontariato convenzionate. Dottoressa Lago, terapia intensiva e patologia neonatale, quanti ricoveri più o meno in un anno contiamo? Allora, noi ricoveriamo circa 350 bambini ogni anno, con, come dicevamo, la maggior parte prematuri, cioè nati prima della 36esima settimana. Naturalmente in questa fascia ci sono le esperienze più varie, nel senso che il grosso, diciamo, il nostro vanto è rappresentato, perché abbiamo sviluppato anche lì un'expertise ad alto livello, è per i bambini più prematuri, quelli che nascono dalle 23 alle 30 settimane, 30-31 settimane, quelli che nascono sotto il 1,5 kg, dai 400-500 grammi al 1,5 kg. E lì naturalmente c'è necessaria un'expertise da parte del neonatologo, ma anche del personale, no? che infermieristico e di tutto il personale che partecipa al percorso. Proprio perché questi bambini necessitano di cure ad alta intensità, molto specialistiche. Naturalmente nascono con le funzioni vitali che non sono ancora abilitate per la vita extrauterina e quindi devono essere supportate nella funzione respiratoria, a volte nella funzione cardiovascolare, la funzione intestinale, in funzione renale. Tutte le funzioni del neonato sono premature, quindi devono essere accompagnate nello sviluppo diciamo, dei vari organi. Anche il cervello è un organo molto delicato nel prematuro e può essere una sede di complicanze anche serie. Il miglioramento delle cure, le cure individualizzate, il controllo del dolore e dello stress, il controllo del macroambiente, quindi cercare di ridurre lo stress al massimo con le luci, come si diceva, e con i rumori, cercare di contenerli, dare il meno stimoli possibili a questi bambini, proprio come se fossero ancora mimando l'utero della mamma, consente di avere dei risultati migliori di sopravvivenza. Ormai sopravvivono più del 95%, diciamo che la mortalità
e le complicanze sono più a carico sotto le 28 settimane, 28-29 settimane, e quindi insomma siamo contenti anche di questi risultati. Tra l'altro il nostro centro partecipa a un network internazionale e ogni anno ci confrontiamo con i dati, facciamo benchmarking, come si dice in termine tecnico, cioè ci confrontiamo con le performance degli altri centri, non solo italiani ma anche esteri, americani eccetera, e diciamo che il nostro centro, nel 24 abbiamo avuto 70 neonati sotto very low birth weight cosiddetti, cioè sotto il 1,5 kg, che è un numero diciamo uno tra i più alti anche a livello italiano, nel senso che ci sono grandi centri come la Mangiagalli, il Sant'Anna di Torino eccetera, che fanno naturalmente numeri superiori. In Veneto c'è Padova che fa numeri superiori, ma poi siamo lì, insomma, ce la giochiamo con Vicenza. Verona ultimamente sta facendo un po' meno, ma ecco, quindi insomma su questo gruppo di neonati c'è molto da fare, c'è da fare anche sui prematuri, ma abbiamo affinato proprio tutte le nostre capacità. Abbiamo detto insomma fondamentale la presenza dei genitori che possono stare con il proprio bambino senza limiti di tempo, e infine anche il periodo delle dimissioni in cui appunto viene anche garantito un attento follow up qualificato insomma, certo, da parte vostra. Anche questo è un tema fondamentale. Certo, la cura parte dalla terapia intensiva a supporto del neurosviluppo. Come abbiamo detto, sono bambini estremamente a rischio di esiti neurologici, polmonari eccetera, e quindi noi tutta la nostra attività non è solo indirizzata alla sopravvivenza, ma a migliorare le qualità di vita dei bambini e delle famiglie naturalmente, perché quanti meno problemi ha il bambino tanto più felice, diciamo così, è la famiglia. Quindi già dalla terapia intensiva noi abbiamo un team multidisciplinare, grazie alla collaborazione anche col dottor Gugelmetto, che dirige la medicina fisica riabilitativa, e abbiamo in sede nel nostro reparto, che ormai fanno parte della nostra equipe, il fisioterapista e le logopediste, che ci aiutano in tutte le tappe di crescita di questi bambini. Fondamentale questo apporto, che poi si ripercuote anche diciamo, nel post ricovero, e quindi per le problematiche sia del neurosviluppo che la logopedista, problematiche alimentari. A volte si riscontrano spesso problematiche alimentari in questi bambini perché vengono nutriti per gran parte del loro tempo col sondino nasogastrico, e quindi si capisce come poi possano sviluppare delle avversioni, una sensibilità importante alla bocca, con tutte queste problematiche che non sono minori. Follow up noi lo proponiamo sicuramente fino ai 3 anni, adesso anche fino ai 4, cioè l'età prescolare. Perché? Perché vogliamo intercettare quelle diciamo, difficoltà che poi possono inficiare l'andamento scolastico. Quindi diciamo, le linee guida e le prassi suggeriscono di arrivare proprio all'età prescolare, proprio perché per intercettare. Allora, ai 2 anni si vedono già gli esiti maggiori, un 10% dei bambini in generale, a tutti i livelli, sia in Italia che all'estero, di questi neonati a rischio hanno problemi maggiori, intendo paralisi cerebrali, ritardi cognitivi e quant'altro. Però una quota parte non indifferente hanno poi cosiddetti problemi minori, no? E che sono quali? La difficoltà di attenzione, di apprendimento all'età scolastica, a volte dovuta non tanto a un ritardo cognitivo quanto a una disregolazione della motilità fine. Quindi per esempio della coordinazione mano-occhio. Ecco che quindi a scuola questa funzione è fondamentale, e noi nel follow up con la psicologa che abbiamo adesso finalmente dedicata a noi, ci occupiamo proprio di intercettare e di dare la possibilità di abilitare questa funzione prima della scuola. E questo è fondamentale. Sì. Insomma, il tempo a nostra disposizione purtroppo è concluso. Avremmo insomma, avuto tanti altri argomenti. Io chiuderei insomma, dicendo che gennaio è il mese dedicato alla prevenzione del tumore del collo dell'utero, quindi l'occasione è anche quella di ricordare l'importanza di aderire alle campagne di screening dedicate. Insomma, mi sento di dover dire che nei vostri reparti non soltanto nascono i bambini, ma vi prendete davvero cura
dell'intera famiglia, e questo credo sia una cosa molto bella e fondamentale oggi. Grazie alla dottoressa Paola Lago, direttore dell'unità operativa complessa di terapia intensiva neonatale al Caffoncello. Grazie dottoressa. Grazie al dottor Enrico Busato, direttore di ginecologia e ostetricia, sempre al Caffoncello. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi di averci seguito da casa. Ad Alessandro Granziere e Fabio Faliero in regia vi lascio al film e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.